La Lega si slega, la bandiera del Sole delle Alpi si strappa, l'esercito della Padania non marcia più compatto tra insubordinazioni e diserzioni e la minaccia di una vera e propria ribellione. Tutto gira attorno a un generale a due colonnelli, il generale lepeniano Matteo Salvini che abbandona gli antichi folclori autonomisti. I due colonnelli sono Flavio Tosi e Luca Zaia, in rabbiosa lotta sul confine con le elezioni del nuovo governatore. Oggi in Veneto si consuma la prima spaccatura in Consiglio regionale. Il presidente della Liga, Luca Baggio, e Matteo Toscani lasciano il Carroccio e fondano il gruppo Impegno Veneto. Un contenitore civico che possa raccogliere il consenso di tutti i moderati che si riconoscono nell'area ma non nei valori della Lega. Il nuovo gruppo è una scossa, ma somiglia a un segno premonitore. Terremoto in arrivo, scissione imminente. Ognuno poi in democrazia decide cosa vuol fare del proprio futuro. Io sono fermo e resto fermo dov'ero. Ognuno decide che fare del proprio futuro. Le parole di Luca Zaia hanno il sapore dell'addio, chi se ne va imbocca una strada senza ritorno. Domani il Consiglio nazionale sarà decisivo perché rivelerà se, in Veneto, l'esercito della Liga preferisce restare al sicuro nel fortino di un Carroccio in ascesa oppure se seguirà in un'impresa pericolosa e piena di insidie il colonnello Flavio Tosi che, spodestato dalla segreteria nazionale, si è messo la divisa del patriota e combatte per l'autodeterminazione nelle decisioni, nelle liste e nelle candidature, in nome di una libertà veneta che però si traduce in una libertà sua, in contrasto con Luca Zaia, il candidato che rivendica dominio e governo nel Carroccio prima ancora che in Veneto e che a sua volta conta su un esercito di fedelissimi. Luca Zaia, visto anche il gradimento che ha nei confronti della popolazione del Veneto, non avrà nessun problema a essere ancora presidente per i prossimi 5 anni. La scissione è vicina. I reparti tosiani si stanno schierando, ci sono i segretari provinciali del Carroccio che già nell'ultimo Consiglio nazionale hanno supportato il leader della Liga e domani sapremo se confermeranno la loro fedeltà. Sui social network c'è l'hashtag Io sto con Tosi e poi ci sono gli iscritti al movimento Ricostruiamo il Paese, simboleggiato da un faro. Di fari Tosi ne ha già accesi 53 in tutta Italia, se ne accende un altro è un leghista finito. Lunedì scade l'ultimatum di Matteo Salvini, che ha una doppia tessera e fuori dal partito. Eppure Flavio Tosi va avanti per la sua strada e il 6 marzo conferma che sarà a Palermo per l'accensione del primo faro in Sicilia. Palermo è sul mare e i fari servono. Luca Zaia sorride, ha eliminato un nemico nella Lega, ma rischia di ritrovarselo contro nella corsa per la poltrona di governatore. Insomma, il colonnello di Verona va avanti per la sua strada, alla faccia degli out-out, la sua marcia a tappe forzate non si arresta, potrebbe essere la sua fine, sì, o il suo inizio.